Manca la manodopera dall'estero. A segnalarlo le aziende agricole della Marca, in particolare quelle vitivinicole, che contano sugli operai provenienti dalla Romania, ma anche dall'India o dal Marocco, e non solo per le vendemmie, ma anche per la potatura, i diradamenti e tutta una serie di lavori in vigna che di fatto occupano l'intero anno agrario. Dalle organizzazioni di categoria si calcola che attualmente siamo al 50% della capacità occupazionale dell'agricoltura di Marca e che per questo è un'opportunità di reinserimento lavorativo per molti trevigiani con relativo percorso di formazione. I corsi di formazione sono in corso anche tutt'oggi, ce ne sono molti, c'è tanta gente che ha voglia di specializzarsi in questo campo che nel nostro territorio oggi va per la maggiore e io spero che nel futuro servirà sempre meno uscire dai confini. Esempi di reinserimento, ci conferma il presidente Fachin, sono già presenti nelle aziende della Marca, ma sono ancora troppo pochi rispetto alle lunghe liste di disoccupati presenti negli uffici del lavoro, segno che molti credono, sbagliando, che in agricoltura ci sia tanta fatica e poca specializzazione. Nel nostro territorio gli italiani che volevano farlo lo hanno fatto e noi li abbiamo accolti ben volentieri. Io credo che lo spazio ci sia, c'è stato, c'è ancora. Per fortuna la stagione sta andando avanti abbastanza tranquillamente, ma credo che chi non viene a lavorare da noi è perché non ha intenzione di farlo. Tutti quelli che hanno voluto farlo hanno trovato il loro spazio. Insomma, non si dica che non c'è lavoro, conclude Fachin, ma piuttosto manca la volontà di rimettersi in gioco in agricoltura, puntando tra l'altro su un settore più che mai strategico oggi per le nostre comunità. La volontà è la forza più grande che deve avere chi cerca lavoro, in ogni campo e non ultimo quello dell'agricoltura.